Amici di Bella Sicilia, benvenuti a Chiaramonte Gulfi. Vi presento la carrettiera, che è la nostra pizza tipica del luogo. E scoprire un luogo, un territorio spesso significa anche esplorare i suoi sapori, la sua cucina tipica, e quindi siamo in un locale proprio per parlare della sua cucina. Siamo con i titolari, intanto diciamo i vostri nomi. Io sono Giovanna. E io Cosimo. Signor Cosimo, dove ci troviamo esattamente? Ci troviamo a Chiaramonte Gulfi presso la pizzeria A Fontana. Il nome viene dato perché siamo nella località proprio A Fontana, ma qua presentiamo dei piatti tipici. Noi a Chiaramonte si magnifica il porco, difatti abbiamo una gelatina di maiale, una focaccia tradizionale ragusana, dei formaggi, olive che sono di Chiaramonte, ricotta e dei salumi tutti nella zona di Chiaramonte. Quindi questo è un antipasto tipico che troviamo qui tutto l'anno. Lo troviamo tutto l'anno, ma non facciamo solo carne, facciamo anche pesce. Questa è una bellissima fantasia di mare con del polipo, cocktail di gamberi affumicati, un polipo alla luciana che è una ricetta molto particolare, della paella e delle cozze. Ma ce n'è per tutti i gusti. Sì, soprattutto facciamo pizzeria. Siamo nati come pizzeria e oggi abbiamo intrapreso anche la via della ristorazione, studiando molto i piatti che facciamo e ci teniamo a lavorare con dei piatti tradizionali. Ho visto Al massimo i prodotti che ci offre la nostra terra. Naturalmente abbiamo l'olio d'oliva DOP, che è a Chiaramonte prodotto dalla Tonde Iblea, che solo si trova in questo territorio, e i salumi, i formaggi, tutto chilometro zero, la gelatina di nostra produzione. E poi lavoriamo anche con tante cantine, questa è della Principe Corleone, ma abbiamo anche cantine locali come la Krill dell'oleificio Cutrera, l'Orus che è di Acate e tante etichette della zona tra Palermo, Marsala, in cui ci sono dei vini che sono delle chicche per il nostro territorio. Ecco, è un territorio veramente ricco di buone materie prime, quindi saperle utilizzare, poterle utilizzare è anche un onore e una grande fortuna. Noi ci impegniamo per questo. Io personalmente ho una carriera decennale nel campo della ristorazione, sono più di 40 anni che faccio questo lavoro e, come dicevo forse prima, lo faccio con passione e tento di dare il massimo. Siamo apprezzati da tanta gente, questo è il 25° anno che gestiamo un'attività. Il nostro punto di riferimento sono state più che altro le famiglie. Per noi avere le famiglie con i bambini, ecco, è un locale per tutti. E soprattutto siamo molto attenti alle allergie, infatti abbiamo anche dei prodotti celiachi senza glutine, facciamo tutto senza glutine. Per tutte le esigenze? Sì, per tutte le esigenze, per tutte, vegane, vegetariane, insomma cerchiamo di accontentare tutti. Perché... In questi anni c'è stato un cambiamento anche in questo senso, sono cambiate... Sì, abbiamo lavorato tanto, oggi c'è nostra figlia che ci supporta, tutte e due le figlie che ci danno una mano, mio nipote che ormai è una spalla che è da tantissimi anni, ma chi è con noi è da tanti anni che è con noi. Di solito in queste attività la vera forza è proprio la famiglia. Sì, perché se non si ha la forza della famiglia non si può andare avanti. Sì. Parlavamo di materie prime di qualità e potenzialmente anche a chilometro zero, questo anche in riferimento alle pizze, ho visto che utilizzate grani locali. Anche dei grani Sì, locali. praticamente usiamo i grani antichi che sono di un sapore eccezionale. A tutto beneficio del sapore ma anche della salute. Certamente, soprattutto della salute, perché alla fine la pizza non è altro che olio, acqua e farina, però bisogna scegliere e fare delle miscele ben precise. Oggi rincorriamo i tempi perché le esigenze sono tante, si chiede sempre di più e noi andiamo dietro studiando anche quello che dobbiamo usare. Signor Cosimo, so che oltre a delle ottime pizze fate un'altra specialità, lo scaccione. Ci può spiegare cos'è? Lo scaccione è molto più tipico nella zona di Monterosso, da cui io sono nativo. È molto particolare perché la pasta della pizza, cioè il panetto, deve essere un po' più lievito perché deve alzarsi e dividersi la mollica tra sotto e sopra. Si gonfia un po' come un palloncino. Sì, e si crea proprio tipo una pagnotta, poi viene condita, rinfornata
e con il sapore dell'olio e dell'origano è qualcosa di eccezionale. Allora, O da noi- provare, diciamo. Esatto, tra poco gusteremo, ma vedremo anche magari da vicino la preparazione di qualcosa, anche dello scaccione. Possiamo allora fare un invito a chi ci sta guardando a venire a Chiaramonte Gulfi, che è davvero un gioiellino tutto da scoprire e con tante cose buone da gustare. E anche d'estate l'aria fresca, che quando fa caldo... non guasta. Che non guasta, sì sì. Ora è sera, ma di giorno noi abbiamo attrezzato una bella veranda fuori estiva per le serate, ecco così, magari un po' per rinfrescarsi. Amici di Bella Sicilia, vi faccio vedere come si prepara lo scaccione. Iniziamo a prendere il panetto. Lo scaccione viene composto sempre in due fasi. La prima fase lo stendiamo leggermente e lo inforniamo. Tra qualche minuto gonfierà e lo usciamo Quindi dal forno. tra poco si gonfierà. Sì, lo usciamo dal forno, lo apriamo a metà e lo condiamo all'interno. Diciamo quello storico viene fatto prosciutto e mozzarella, origano e olio. Poi viene rinfornato ed è pronto. Si è gonfiato. Gonfiato. Già è pronto per essere aperto a metà. Ora in questo caso lo facciamo prosciutto, mozzarella e funghi Pleus che vengono trifolate e fatte al forno. Funghi coltivati nelle nostre zone, questi sono coltivati in un'azienda che si trova sotto Chiaramonte. Mozzarella, un po' di origano, aggiungiamo un po' di olio delle nostre zone ed è pronto per essere infornato. Da un 4-5 minuti già è pronto per essere mangiato. Amici di Bella Sicilia, questo è lo scaccione tipico delle nostre zone, mozzarella e funghi. Prepariamo una faccia di vecchia che è solo olio e origano, il panetto della pizza, olio e origano, olio locale e origano locale. Questo lo utilizziamo al posto del pane a volte, la gente la preferisce perché è più leggera e più gustosa. Un po' di origano e un po' di olio. E ora va infornato in 5 minuti, 5-6 minuti ed è pronto. Qualche minuto perché lei inizia a gonfiare. E qui abbiamo il forno a legna, il valore aggiunto. Tradizionale forno a legna, sì. Questo lo utilizziamo al posto del pane, la gente la preferisce perché è più leggera, più gustosa, spiziosa da mangiare. Ed è pronto quindi da gustare. Ed è pronto da mangiare. Accompagniamo assieme alla carne. Amici di Bella Sicilia, ora vi mostro come si prepara la carrettiera. Si parte con l'impasto classico della pizza. Sì, partiamo stirando la pizza, mettiamo la farina in eccesso e poi mettiamo la salsa che prepariamo noi, che è fatta con pomodori della zona, condita con aglio, basilico, e la facciamo cuocere. Grattugiato, un po' di origano e dell'olio all'aglio sopra. Siamo pronti per andare in forno? Infornare, sì. Qui abbiamo il forno a legna che ci darà un risultato spettacolare. Sì, sì, sì. Io preferisco il forno a legna anche per il colore e il sapore che dà la pizza. Ma da quanti anni sei in questo settore? Su per giù dai 5-6 anni. Un lavoro che ti piace, che fai con passione? Sì, 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 sì. Qual è il segreto per una buona pizza? Il segreto per una buona pizza secondo me è intanto partire da una buona farina, da una buona base di impasto e poi anche gli ingredienti che si usano, meglio usare sempre gli ingredienti locali. Adesso bisogna stare attenti alla cottura. Sì, 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 altrimenti rischiamo di bruciarlo. Abbiamo un po' girato la pizza, quando vediamo che inizia a dorare dai lati giriamo un'altra volta e poi è pronto. Amici di Bella Sicilia, la nostra carrettiera è pronta,
Ricapitolando, abbiamo messo salsa della casa, grattugiato, origano e olio condito all'aglio. Buon appetito! Amici di Bella Sicilia, benvenuti a Chiaramonte Gulfi. Vi presento la carrettiera, che è la nostra pizza tipica del luogo ed è composta da salsa della casa, che è una salsa rustica con pomodoro fresco, olio condito, grana grattugiato e abbondante origano. Buon appetito! E abbiamo capito che l'amore per la cucina ce l'avete nel sangue. I tuoi genitori ci hanno mostrato alcuni piatti, hanno parlato un po' della passione per questo lavoro e tu adesso ci presenti un altro pezzo forte della vostra attività molto amato dai clienti. È proprio vero, la carrettiera nella sua semplicità ha degli ingredienti unici nel suo genere, molto semplici, ma poi, come abbiamo detto, la nostra cucina è genuina, sia nel servizio che negli alimenti cerchiamo di far sentire le persone come a casa. Anche tu hai sposato questa professione, quindi hai deciso di dare una mano e tutti insieme portate avanti con il valore della buona cucina e dei buoni ingredienti questo lavoro. Sì, diciamo che l'amore che provano i miei genitori per l'attività, per la cucina mi dà tanta ispirazione anche per il futuro, quindi mi auguro, ecco, che il locale risplenda, ecco, sia nelle loro mani che nelle mie.